Buongiorno e benvenuti a tutti. Oggi normalmente, infine, dico normalmente perché chi comincio sola. A scuola Simon Veil da Iaciu avrebbe da a parte con noi una stonda in giro, un tema di l'acqua, ma in quanto a me preferiscono usole. E no, siamo qui, Francine! Ah, sì, degui! Siamo andati a visitare la tele prima di cominciare, per questo che siamo in ritardo. Ah, ha giù capito. Ma il principale è che voi siete qui con noi per sparte questa stonda, dunque in giro all'acqua. Allora, Zidè, qual è che vuole andare a fare a Pedro? Correte subito che vi aspetta. E qual è che voleva quanto che fa nu? Andate subito. E qual è che voleva cucinare con me? Allora andate subito. Grazie Nathalie di essere giunta qui. Grazie a voi di averci invitati. E ora sì che puoi muovere e porte di nostra fabriguccia. Saluto be! Salute! Saluto Zidè! Salute, Francine! Allora, di ma sei sempre pronta a stuzzicare l'immaginazione di questi idei? E oggi, con i teatrini che abbiamo una bella squadra per stuzzicare giustamente un po' il tema dell'acqua. Allora, mi presenti? Sicuramente, oggi abbiamo Maxime. E dopo abbiamo Selma. E dopo la nostra teatrina Lina. E per compie Matteo. Sono ciucchette. Allora, dimmi appena, hai sempre queste parole nella scatoletta? Sicura che abbiamo le ne posso parole. scegliere una io? Dammi, oggi pia tutto e così noi riflettiamo, oggi. Fammi vedere. Ah, oggi mi piace di fare così. Comincio. Meteorologo. Timpaccio. Troscio. Oh. Cabra. Capra, che bene fa? Con le altre parole capisco, ma una capra... Una capra troscia sotto un timpaccio. E abbiamo da trois. Sicuro che abbiamo da droit, eh? Bon, Chi dici? io penso che sarebbe ora e tempo di guardare un po' con il nostro aulo. Allora, guardiamo appena i costumi che ne abbiamo oggi per improvvisare, così. Scegliete tutto. Allora, fa bene. Pare proprio interessante che... un paracqua. Va bene. Oh, che mi piace, eh? Allora, ecco. Attenzione, ecco. Vabbè. Ma mi barano è così, Allora. Badaglie e gusti. Allora, così. Se la sente io, sono in traccia di sta sente. A fanno chi è in traccia di cantare. Allora, vi propongo di lavorare a vostra scenetta con Pedro e io intanto me ne scappo, eh? Lavorate bene? Allez, à dopo, Francine. Saluto Zideli. Mi Francine. Salute Vanu. Va? Va benissimo, sono contenta di seguire e cantare, pensa appena. Anch'io. Chi famo qui? Presentiamo lo scricontao. Buona. Allora, abbiamo Tom, Lesia, e Nivini. Come li so cari questi Zideli. Allora, chi famo oggi per questa tematica? Che hai scelto come canzone? Allora, oggi mi pare che il tema è l'acqua. E oggi Gesù va a festa in una canzone che si chiama Fontana. Parla di una fontanella, infatti. Allora, di una che si chiama Anne-Marie Simoni che l'ha scritta. E questo è mica sciuto. È un disco che è stato dedicato alle scuole e i maestri si sono prestati a lui. E qui noi abbiamo avuto la fortuna di poter cantarla oggi, ne? Allora che famo ora? A mio li canta? Allez, ti Attacchiamo un ripiglio. Ah, cantiamo un ripiglio. Allez. Tine le ciliole saranno in piene e a garguletta sudati piace. Questo come li seguitano? Seguitano e conoscono proprio questi Zideli. Allora, che te lavori oggi? Allora, oggi come sempre mi parla di ritmo perché sai che il ritmo della musica è più importante. Dopo c'è adesso una bella sorpresa, un tinego mica di più. Mi metti già l'acqua in bocca, eh? Bon, allora, io vado da lasciare lavorare, posto che avete vostro dava,
e andare a ritrovare i mosideli che mi aspettano in cucina. Ma raccomando, travagliate bene. A Adobo. dopo mosideli. Adoro, Francine. Saluto, Francine. Ma che gruppo simpatico, che piacere di fare cucina con voi oggi. Avete già il vostro scusale, lasciatemi mettere un me con mio olio in brutta. Allora, andiamo a cominciare a presentare i nostri capi cucina. Abbiamo con noi Jean-Charles, Paul-Antoine, Yousri e Lucia. Allora, sapete che oggi qui alla nostra fabbricuccia udema è l'acqua e abbiamo scelto di fare un'insalata di fagiolini e pomade. Sapete che questi legumi magnifici hanno bisogno di assai acqua per crescere e ce n'è uno che sa meglio che noi. Si chiama Jean-Luc Geronimi e ci aspetta da parte di Galleria da Occa di un Marzolino, un agricoltore di prima grinca che ci parla di produzione di fagiolini. A te Jean-Luc! Oggi siamo in galleria in compagnia di un agricoltore che si chiama Jean-Luc Geronimi e che ci ha da parlare di un legume che da cucinare. Ma infatti, un fagiolino è un frutto o un legume? I fagiolini sono legumi, sono mica frutti. I fagiolini si possono seminare a parte del mese di marzo, sinamente al mese d'agosto. Non c'è mica un lavoro particolare per prendere i fagiolini, ci vuole sapere una cosa, è che i fagiolini si bonano esumamente direttamente in da, non si facciano mica le piantine e una volta che asumete cresciuta e che li cominciano a essere abbastanza alti, ci vuole avvicinarli appena a dare in banda perché non caschino mica che li si danghino. Il fagiolo si sa che è maduro quando si vede, si conosce, quando è abbastanza lungo e si vende appena a varietà, cioè lasciarlo un grande appena, ma non ci vuole mica lasciarlo un grosso troppo. Una volta che l'hai raccolto, un fagiolino è meglio a mangiarlo più presto possibile, infatti, come tutti i legumi. Oggi, sapete che i fagiolini si possono conservare tutto l'inverno mettendoli in dei vasetti. Ciò che non vogliamo sapere è come si mangiano i fagiolini. Il fagiolo si mangia ancora a bocca. Grazie Jean-Luc, ci siamo campati a di lavorare così. Allora, Zideli, mentre il rebotto passava, io ho messo l'acqua a bolle perché è assai dura a fare. Cominciamo per gli ingredienti, li diamo insieme, sa sosola. Allora, che c'è? Guarda Jean-Charles, che c'è prima? 250 grammi di fagiolini. Di fagiolini, l'abbiamo qui i fagiolini? Eccoli qui, dei fagiolini, sono qui, pronti. E poi dopo che c'è? Paul-Antoine. 250 grammi di pomade. Ah, l'abbiamo di noi qui, in due sono le pomade. No. Ah, eccole qui, le nostre belle pomade, guardate così belle e guardate così rosse, magnifiche pomade. E poi chi ci vuole torna? Yusri. 500 grammi di piccolo pomme. Ecco, ci sono i pomi qui. In due sono. Eccoli qui, i piccoli pomi. Guardate, belli pomi. Dunque, i pomi l'abbiamo, poi chi ci vuole torna? Una cipolla. Allora, l'abbiamo una cipolla qui. In due è sta cipolla, guardate. Cercatemi una cipolla. Pigliala, Paul-Antoine, in due. Ah, bravo. E qua la nostra bella cipolla. E poi, chi ci vuole? Spriccio d'aglio. Un spricciuaio. Allora, in due è su spricciuaio qui. Ah, eccolo qui. Ecco qui, un nostro spricciuaio. Allora, mentre vola guarda i fagiolini, guardate, io mi dai appena i cipolla, perché chi dopo mi toccherà fare la vriglie, un mo spricciuaio, eh? So io che mi ha messo a piangere. Qua cipolla. Oh. Vi faccio ridere. Oh, piangere che vi faccio ridere. Ne manco male. Dopo una volta che avremo nettato tutti i nostri fagiolini e che la cipolla sarà tagliata, abbiamo un piccolo segreto a dirvi per spellare le pomade senza adobrare un coltello, eh? Ma shh, per un momento piccola. Mostratemi appena. Ma i sentiti? Sentite quelli che fanno con me? State zitta di andare a fare spia. Fammi vedere due spicchietti. Vabbè. E qui chi di? Una carta di cose. Ah, benissimo, una carta ci può sempre io. Allora, fammi un po'. Sai ciò che tu puoi fare, posto che non parliamo di un tempo. Fa un po' a meteo.
Buonasera. Il tempo goffesimo questo weekend. Una mattinata nuvolosa assai, che lascerà a piazza a un temporale con acqua de forte dopo mezz'ora. Brava, brava. Allora, a ricominciare. Buonasera, un tempo goffo sto weekend. Vai pure. Buonasera. Il tempo goffo questo weekend. Con acqua a mattina Acqua de a mattina e un temporale o dopo mezz'ora. e un temporale dopo mezz'ora. Brava, brava. E tu, allora? Spiegaci appena, giustamente, tu puoi va un meteorologo. Allora, per capire sto cattivo tempo, ci la sape che due masse si scontrano, si azzuffano e papada. Allora, per capire questo cattivo tempo, ci voglio sapere che due massi d'aria si scontrano, si azzuffano e papala. Bravo, bravo. E poi? La. Non possiamo più di sto tempo, tutta quest'acqua, anche i salini sono dall'acqua. Bravo, e tu, Caieto? Non sappiamo più chi mette, posti come goffi, non li posso fare. Bon, oggi abbiamo un nostro meteorologo un po' tonto. Abbiamo la nostra scenetta di vita quotidiana, dunque due persone che si lagnano di un tempo, e abbiamo la nostra presentatrice che forse la va un po' di più in depressione perché non è più da annunciare cattive notizie. Bon, quando la giunge Francine, gli mostriamo ciò che abbiamo approntato. Vabbè. Yeah. Tutto è fatto? Tutto pulito. Allora, vi caccio qui, così abbiamo un più spazio. Ora, aiuta a palesare un po' segreto. Mettiti questi accanto. Vi parlava dunque di un segreto per non avere a spellare e pomade senza toccare un coltello. Ecco, dunque l'acqua è bollente. Aiuta a cacciare lì. Usa Gabbo, guardate va. Siete pronti? Vi palese un po' segreto. Ed hai visto? Lascio a pomata qualche secondo nell'acqua bollente. Guardate come lavage. Ah, cacciatemi di l'acqua! Mica mi pare la pomata. Ne porta che? Ah, io che devo se più, c'ho un traccio di uole. Ah, sentite? Allora, ne posso mettere da un'altra. Ne metto un'altra. Se voi mettete le mani in dentro, vi rugiate, non le toccate mica. D'accordo. Aiuta a balisare la mamma tutti i segreti. Hai da balisare a mamma un mo' segreto? Ma sentite qui. Che te manco male. Bon, sono d'accordo, perché chi è veramente pratico l'affare. Allora, guardate se di. I gaccio così qua mo guttiare e subito i giù dell'acqua bollente che li fredda, scusate, che li pianta sua cucitura. Guardate qua. Spello. E a belle Venezuela. E tu hai da balisarmi a mamma? Hai ragione. Ups. Ecco, aiuta a mettere a cogliere i mobili, quando devo spellare e pomade, e poi chi mi tocca a fare lui? Ci vuole fare cose e fagiolini. Perché? Non possiamo mangiare crudi. Eh beh, la sicuro, li possiamo mangiare crudi. E chi ce la fa? E poi aggiungiamo una per fare l'intragogi. Ah, per non fare i dragoggi hai anche una minuteria, allora mettila in ballo. Allora, poi, piate una pomata e li cacciate a bere, d'accordo? Allora, mettete burro qui a farlo. Oh, sentite, mi sentite cantare qua là? Canta una canzone a fontana, venite. State assente. Siete proprio bravi, eh? Allora, io vi propongo un affare. Ma lavorare non sta un ritmo. Un ribiglio è più ritmato, dunque io conto i tempi e voi cantate. Tom, cominciamo con te. 3, 4. Cinele, ciriole saranno ben piene e a garguletta sudati piagge. A te, Olivia. 3, 4. Cinele, ciriole saranno ben piene e a garguletta sudati piagge. Brava. A te, Olivia. 3, 4. Cinere, ciriole saranno ben piene e a garguletta sudati piagge. Ancora. 3, 4. Cinele, ciriole saranno ben piene e a garguletta
piogge. Tine le Ciriole saranno ben piene e a garguletta su di piogge. Braio zideli. Allora awa è ma scopre a terza strova. Fudi vudi Dia diletta umidra studi parfuma. E qui mi sono messi a coge. Ah, mi tocca mettere i fagiolini per fare le coge di noi. Ah, non sapevo, per voi di noi. E come tu i fagiolini a coge, Luigi ha messo a minuderia, un cibo è sbagliato, siamo barrati. Mi ferma a tagliare una penna di gibola e uno spritto d'aglio. Ma in un frattempo vi propongo di andare a a nostra gara giornalista Lucia, che oggi è Sidro e da parte di Bonteno e ci rammenta un passo importantissimo della storia e Gorsica. A te, cara Lucia. Saluto Francine, oggi siamo in Ponteno. Pasquale Paoli, un conto de veau, Luigi Guindeji, Maggio 69, gol. Di sicuro, voglio parlare di una battaglia di Ponteno. Quando di Maggio 68, a Repubblica di Genoa da a Francia a sovranità non ta Corsica. I corsi degiano di risultati. Un anno dopo, di maggio 69, le truppe francesi e i patrioti corsi si trovano di fronte qui in Ponteno. Paoli De G e di Lampa 2500 uomini per francare il ponte e attaccare i francesi. Ma il conto de veau, che è il capo di quelli che non chiamiamo i binzudi per via di capelli, ci lava già fa bene presto i rinforzi. A principio l'affare si presentava pericolosi, ma quando le truppe francesi si impegnano in da battaglia, i corsi agarrano rotta e i patrioti sono obbligati di rinculare. A presto, Francine! Grazie cara Lucia per averci raccontato su basso di storia e dunque aiutato uno spirituaio e a mogibola e ora non ci verrà più che fare un nostro elubiato e paspar a nostra zosola che ne hai di Bien no? Ah, io già fame, eh? Ecco, qui ci abbiamo messo dunque i nostri fagiolini, ci mettiamo carchi, chi so che è? Pomate. I bombi! Guardate, dunque i daiemo a penuccia, mettiamo sopra, ci verrà a mettere le nostre pomade. Ecco qui. Ah, sento che ti piace le pomade, eh? Sono buone le pomade. Allora, ci mettiamo appena olio così, perché chi ci vuole a condisceno, cioè se sta tutto. Aiuta a metterli l'aceto, appena così. E poi dopo a mettere uso sprittuaio e di gibolla. Vi piace a voi di tu? Yeah! E poi soprattutto quando la già va, ne? Ecco, ci siamo. Bravi mo cucinare gari. Ora è tempo di paspare, piate tutti una cucina. Siete pronti a paspare lo strasosola? Yeah! Allora, io tanto mi faccio un moscusale, che mi tocca andare a trovare la nostra amica la tele teatro. Paspate bene, mangiate tutto, ma raccomando, e ci troviamo dopo per il nostro ritratto. A bene, Giusideni! A bene, allora, beh, a chi ne siamo questa qua? Allora, abbiamo pensato a scenette staccate. Beh, scenette che figurano un po' il cattivo tempo. Dunque, abbiamo una scenetta di vita quotidiana, due persone che si lagnano di un cattivo tempo, un nostro meteorologo ma a avere un po' d'onto e anche una presentatrice di Amedeo ma la ma va in depressione perché non ne può più da annunziare cattive notizie. Allora, te, vai burro. Buonasera. Domani avremo Acquamadina. Domani avremo Acquamadina. Domani avremo Acquamadina. Acquasera. In Tismonte ad Appiore. In Cismonte ad Appiore. In Piemonte pioverà. In Piade sarà troppo. Questa sia depressione, no? Allora, ora arriviamo qui più perché abbiamo un nostro meteorologo. Allora, vai burro.
un mare liquido. Un mare liquido. E poi si fa puretti. Un puntaini e ma si scontrano, si azzuffano e pappada! Bravissimi, a tutti quelli che scombattono con questi questi baracchi. Bon, allora, abbiamo una scenetta che non conosciamo tutti, sai, quelli che si lagnano sempre di un tempo. Allì. Oh, mi viene l'angoscia. Mi viene l'angoscia. Mi viene l'angoscia. Che tempo scemo. Che tempo c'è? Allì, tocca a te, oh. Oh, mi viene l'angoscia, che tempo scemo. Bon, allora, ribiamo tutto. Allora, andiamo. Che ne pensi? Ribiamo. Sono forti, no? Ma ci l'avrebbe galisiano anche appena più in depressione, perché chi di gran passata all'acqua mi mette veramente in depressione, È vero, Allora, è vero. fatemi sentire tutto qui. Allora, ricominciamo con te, no? Allì, Sì. vai pure. Buonasera. Domani avremo acqua mattina, acqua sera. In Tismont ad più. In Pumont piovra. In spiaggia sarà troppo asciutto. Che cattiva Un meteorologo, subito. Un Allì, mare vai pure. liquido. E poi si fa puretti. Un puntaini e ma si scontrano. E si azzuffano. E pappada! Vabbè, questo meteorologo è di Enzerga. È tonto davvero, eh? Oh là là, pioverà, ne possiamo più. I borghi. Mi, aveva sorte usole. Ah, fa di pro. Che bella Ie, notizia. ma fa di un caldo che si muore d'un corpo. Che tempo scemo. Non sappiamo più chi mette. È vero, non sappiamo più cosa metterci, questo tempo scemo. Così siete stati proprio bravi. Ma a me mi tocca scappare e andare a cantare appena che fanno. Ma ci ritroviamo dopo per il nostro ritrato, né? A dopo! Adoro! Sono qui. Ah, c'est qui. Allora, Bagionteso canta. Ed è cantato uno per uomo, eh? Yeah. E ha aggiunto tutte le vostre voci magnifiche. Ma come può cantare, Grazie. Sono forti. E sono qua bezzi, eh? Yeah. Allora. Allora, idee, mostriamo a Francine Udraio che ne abbiamo fatto. Yeah. Ribiamo a seconda strova. A voi. Fresca, fresca, tu dissegi, mi doni e si deli. Un frustero a città, tu empiezano cune binu. 3, 4. Cinele, ciriole, saranno in piene e a garguletta su da di piagge. Bravi! Sono forti vorti, eh? Chi piace? Posso cantare una canzone per piacere? Canta burro. Mi posso rizza? A Rizza di. Allez, canta. Bigan. O generale. Au generale. Quella di Allez, oggi evento. quella di oggi evento. Yeah. Allez. Chi arba vu, chi arba era una nazione, una guerra. Brava. Oh, mi dà veramente l'emozione sta di Lucia, brava, come tu canti, eh? Grazie. Posso cantare anche io? Ah, ma sono tutti canterini qui, allora, Giulietta, a te. canta burro, allez. Ancora tu tarizzi? Non tu stai a Pusa, vabbè. Allez, canta. Amore gampa. Andiamo. Quella di Mofrini. Yeah. Iman. Immenso di mi venne un sorriso di te, dannando a quella scena ti piace scena a me. Sono forti vorti, eh? Ah, capisco, eh? Che mi porto in casa con me, eh? Ma ne mi ferma lascio mica uno. qui, eh? Ma già un concerto tutti ogni. Ne ferma Ne uno. ferma una. Ci vuoi Sto cantare una assente. strova a Mangiuccia? Yeah. Allez. Vula, vula, libellula, sbaglia, vrunda, farfalla. Si ritrovano l'amici e s'adonano l'amore. Insieme. 3, 4. Cinele, ciriole, saranno in piene e a garguletta sola di piace. Sola, Sola liberata si ramenta l'estatina. Raro è lo paesano con pazienza aspetteranno. Cinele, ciriole saranno in piene e a garguletta sulla
i viaggetti nelle giriole saranno ben piene e a Garuletta sulla di viaggetti. Bravi! Bravissimi, che piacere di sentirsi di cantare così. Non farebbe che qui tutta la giornata, è tutta movida, ma così di. Ava briguccia da quasi 2 ore borte. Ringraziamo a maestra Natalie Lanfranchi che va approntato così bene. Ma prima, chi ne se ne andiamo a fare un ritratto? Andiamo! Con tutti gli amici che ci aspettano, venite? Allora corriamo, andiamo a ritrattarci. Buone idee, siamo pronti per un nostro ritratto? Yeah! E la maestra? Yeah! Allora andiamo, belli sorrisi.